Abbiamo Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo collegato con noi e Eccellenza la stanno sentendo alcuni giovani che hanno preso parte alla GMG a Lisbona che lei ha incontrato in prima persona. Allora, com'è andata questa esperienza? Beh, intanto saluto te e saluto tutti i giovani che sono lì nella redazione. Beh, è stata un'esperienza per me breve perché sono partito con l'aeroplano venerdì mattina sul presto e sono arrivato lì in modo da partecipare agli eventi conclusivi, diciamo, in modo particolare la Via Crucis. Poi ho raggiunto i nostri giovani che erano una parrocchia a una 20-25 km da Lisbona, e ho celebrato sabato mattina la Santa Messa con loro, li ho incontrati, poi la veglia e la messa conclusiva. Cosa dire? Per me è stato davvero ho avuto una bella impressione. Fra le giornate mondiali che ho partecipato, mi pare che questa fosse la più serena, la più riuscita, credo sia dall'aspetto organizzativo, la partecipazione della popolazione, della città, del Portogallo, ma anche dei giovani, un clima molto bello, sereno, proprio costruttivo. Questa è Un, stata la mia impressione. un bel clima, belli e intensi i momenti che si sono vissuti a partire dalla Via Crucis, poi la veglia, poi la Santa Messa con le parole di Papa Francesco. Lei appunto ha preso parte anche alla messa di domenica. Sì, 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 certamente. Dei momenti che ho vissuto, questi tre momenti in particolare che ho ricordato, quello che mi pareva più intenso e più indovinato è stato la Via Crucis, molto ispirata sia nei testi, che erano veramente belli, sia nella conduzione. Credo che abbiano impegnato parecchie energie e mi pare che siano riusciti. Vedevo e sentivo anche le persone che erano vicine a me, i vescovi, e poi vedevo anche i ragazzi attraverso le immagini, erano profondamente coinvolti e commossi, addirittura io stesso ho provato questo sentimento. Certo, anche gli altri eventi, la veglia, la messa, ecco, però quello in particolare. E nell'insieme di alto livello, di alto profilo anche spirituale e partecipativo. Quindi un plauso diciamo anche all'organizzazione della GMG in quel di Lisbona. Eccellenza, le chiedo in conclusione di così mandare un messaggio ai nostri giovani che sono appunto qui e la stanno seguendo con attenzione. Ma il messaggio è questo, parto un po' indietro, qualche decennio fa c'erano delle riserve su questi eventi che erano le giornate mondiali della gioventù, perché sembravano così delle grandi manifestazioni, ma un po' dei fuochi di paglia. Io personalmente non sono mai stato di questo avviso e tantomeno lo sono oggi. Io credo che partecipare a un evento come la Giornata Mondiale della Gioventù certo non risolve tutta la vicenda spirituale di una persona, e tuttavia è un momento forte di cui io credo le persone, specialmente i giovani, hanno decisamente bisogno. Parteciparvi, sono convinto, significa ricevere uno stimolo, un input molto importante dal punto di vista spirituale, sia per l'intensità dei momenti spirituali che si vivono, sia per l'incontro con il volto bello della Chiesa, il volto universale, il volto giovane, ed è importante sentire che non si è soli a credere, ma ci sono anche tanti giovani ragazze che condividono questa esperienza, e questo io credo sia molto importante. Poi certo rimane da coniugare questa esperienza con la vita quotidiana, magari più semplice, più banale, però questi momenti sono, io ritengo, come esperienze della trasfigurazione per gli apostoli, che li hanno aiutati poi a scendere e a vivere la vita quotidiana con le fatiche, le gioie e le croci che si incontrano. Ecco, grazie Eccellenza, noi la ringraziamo anche per questo collegamento, anche per l'intervista che ha rilasciato ai nostri inviati lì a Lisbona.
Grazie a voi e buon lavoro e grazie di nuovo anche ai giorni che sono lì con te. Grazie Gra- Federico e tanti saluti.